Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo giunti al 1° luglio, cara Stella Battaglia. Sì, Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, caro Franco. Fa caldo anche oggi. Replay, Teleeuropa Network, parleremo di quello che bolle in pentola per il Cosenza, parleremo del Crotone con la collega di Gazzetta del Sud che interverrà con noi subito dopo il primo stacco pubblicitario, Claudia Berlingeri, ci parlerà appunto del Crotone, di quello che sta succedendo per quanto riguarda il calciomercato, e poi tratteremo nella seconda parte il caso Palermo con il capo redattore della Corriere dello Sport da Palermo, Salvatore Geraci. Ci dice in effetti questa cancellazione, la città come sta vivendo questa situazione veramente paradossale. Arcos, Lucchesi, il direttore generale, e tutto lo mondo, il presidente, che dicono di essere stati truffati da un broker praticamente dell'est, insomma, e di tutto e di più sta succedendo a Palermo. Fatto sta che la città è rimasta con l'amaro in bocca, e poi naturalmente parleremo anche di quello che bolle in pentola per quanto riguarda le squadre calabresi di Serie C. Allora io vado subito a presentarvi gli ospiti. Già ho presentato Stella Battaglia, la nostra collaboratrice. Stella al mare come al solito, bella, abbronzatissima. Grazie. Manca Edoardo Vianello, poi Pippo faceva una battuta, qualcuno canta. Pippo Gatto di nuovocosenza.com, grazie. Complimenti, no, complimenti per la vena estiva, perché per Stella è in splendida forma, proprio non abbronzata, di più. Tu però, Franco, sei stato in Portogallo, non hai portato sole, sei un po' rimasto chiaro, lo dobbiamo dire, Franco è appena rientrato. Ho perso il tempo un po' a girare. Grazie, benvenuto. Benfica, lo stadio La Cruz, lo stadio Grande. Grazie a Davide Franceschello che è con noi di Corriere Sportivo di Calabria e di Media Terronia, grazie per aver accettato l'invito. Grazie per l'invito, trovo pure Pippo in splendida forma. Con i sandali, sta fresco lui. E poi grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura, torna con noi Aldo Cenna. Grazie, buona giornata. A Roma, complimenti a tutte e due, sia ad Aldo che sono doverosi naturalmente gli auguri e i complimenti, perché insomma sono due gemelline, due gemellini, e poi anche Pippo, insomma. Dai. Una femminuccia, vi ho fatto auguri a Aurora, auguri a Silvia e Martina. Che bei Silvia e Martina, e naturalmente e saluti alle a nipotine di Gioele. Aldo. Vuoi dire i nomi, Aldo? Come? Vuoi dire i nomi delle tue nipotine? Non li dico i nomi. Non li vuoi dire? Comunque potevate portare i confetti tutti e due. brava, lasciamo perdere, facciamo finta. Allora che non Stella, è... parti tu, vai. Vabbè, li dico Allora, Giulia e Claudia, dai. Giulia e Claudia. Claudia, dai. Grazie. Che bene. Vabbè, i confetti la prossima volta. Gentili bene. telespettatori, vi do il benvenuto all'immancabile trasmissione Replay in onda su Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Vi abbiamo lasciato la scorsa settimana con una puntata ricca di informazioni riguardanti lo stadio Marulla e la situazione gestionale tra Comune e Società Cosenza Calcio. Una discussione un po' accesa che però ha informato tutti noi sulle situazioni da evidenziare per la nuova stagione calcistica. Allora, la parola al coordinatore della trasmissione Franco Segreto, che ci aggiornerà chiaramente su tutti gli argomenti riguardanti il nostro calcio. Grazie. Benissimo, allora andiamo subito a parlare del Cosenza, chi meglio di Pippo Gatto, perché oggi è il 1° luglio, come dicevo appunto in apertura, e si apre domani ufficialmente il calciomercato. Il Cosenza al momento ha in organico solo 13 calciatori. Il direttore sportivo da questa sera sarà a Milano, Stefano Trinchera, perché ci sono molte trattative che sono state avviate. Allora Pippo, vogliamo aprire le danze con Cosenza Calcio? Grazie. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che oggi ufficialmente i prestiti non ci sono più, così come tutti i giocatori che non hanno contratto, e l'unico che è rimasto era Saracco, è ancora in ballo, e il Cosenza rimane in mano con solo 13 giocatori, il solo Perina, con la difesa Tiritiello, Idda, Corsi, Bittante e Legittimo. Al centrocampo abbiamo solamente Mungo e Bruccini, che ha appena firmato, e in avanti ci sta la coppia Litteri-Perez. Questo è ad oggi. C'è Varone pure. È Varone come centrocampista, esatto, che rientra dal Perone, che tanto bene, diciamo, si è comportato con la Carrarese, quando è andato in prestito, ha fatto poi un grande campionato. E dobbiamo dire che oggi si apre questo calciomercato infinito, dobbiamo pure sottolinearlo, Franco, perché quest'anno il calciomercato chiuderà il 2 settembre, 3 mesi fitti di trattative che potrebbero anche incidere
un po' sui giocatori, sulle rose e su come le squadre si organizzeranno. Il Cosenza, tra le altre cose, dovrebbe andare in ritiro, diciamo è ufficiale, il 20 di luglio, si sta un po' trinchera organizzando, tanti i nomi che stanno circolando, su tutti ovviamente l'obiettivo più puntato è innanzitutto sul Palmiero, perché si sta provando a recuperarlo, e sull'attacco dove il mister aveva chiesto Jerry Mbakogu. Pare che ci siano trattative per Koulibaly dell'Udinese e a questo punto bisognerà vedere, anche se a mio avviso gli attaccanti di solito nel calciomercato arrivano nel finale, bisognerà vedere un po' cosa ne verrà fuori. È vero anche che il Cosenza ha chiesto informazioni e è andato molto più avanti delle informazioni di Gaetano del Napoli, questo giovane. Te lo sei ricordato questa volta? Te lo sei ricordato? Beh, non so, l'altra volta ho detto un nome fischi per fiaschi. No, per Pisacane però giustamente lui il procuratore sapeva e ha fatto finta di non capire, perché evidentemente la trattativa è molto calda. Questo giovane ha fatto, se non sbaglio, 17 gol in 31 partite, più che promettente. Ok. E per il resto, insomma, siamo proprio agli albori. Adesso il Cosenza adesso parte da 13. Il Cosenza parte dal calciomercato, parte e ha 20 giorni per portare giocatori in Sila, in ritiro. L'anno scorso è stato più o meno così, poi c'era tutto il vecchio zoccolo della squadra, poi man mano sono arrivati i giocatori durante il ritiro. Speriamo che invece quest'anno si parti già con un gruppo su cui Braglia possa già cominciare a lavorare. Grazie Pippo. Allora passiamo a Davide Franceschello, del Corriere Sportivo di Calabria, Media Terronia. Pippo ha fatto già un quadro, 13 calciatori al momento. È chiaro che insomma la squadra da qui al 20 luglio poi sarà, non dico formata al 100%, ma al 70-80 sicuramente sì, come lo scorso anno. Molti nomi dei calciatori fatti. Per il centrocampo è uscito fuori anche Kisley del Perugia, è uscito fuori Bianco sempre del Perugia. Il nostro Attilio Malena, col direttore Attilio Sabato, hanno dato la notizia poco fa, da verificare naturalmente, di un quadriennale che una squadra del Belgio, Leopen, sembra abbia fatto, stia per fare ad Embalo, quindi questa è una notizia dell'ultima ora, perché c'è da dire che poi parleremo anche di Ventura, di Pippinzaghi, due allenatori della Salernitana, perché Lotito è riuscito a strappare a qualche squadra di Serie A, anche Ventura, l'ex GTD della Nazionale. Voleva Cerci da una parte a Salerno, un po' per ricostruire, caro Aldo, il vecchio Torino, con giocatori fortissimi tipo Cerci e Immobile. Voleva Cerci da una parte, voleva, e Embalo dall'altra, sempre che Leopen invece l'abbia spuntato. Allora, Davide Franceschello, la tua situazione, dopo il quadro che inquadraci la situazione da parte che avete fatto tu e Pippo, io che cosa posso aggiungere? Aggiungo che 13 giocatori mi sembrano molto pochi. Vabbè, ad oggi però, oggi è il 1° luglio. Il problema è che non sono nemmeno 13, perché io non penso che il Braglia e Trinchera riproporranno la loro fiducia su 3 o 4 giocatori che sono al momento di Capela pure in organico, quindi c'è da rifare completamente una squadra, ma questo si sapeva già a fine campionato, cioè non è che le cose siano state cambiate di molto, così come tutte le altre squadre naturalmente ad oggi non si sono mosse sul mercato. Quello che è importante sapere è che a fronte di un organico già amalgamato che veniva da una promozione di Serie B, quest'anno riformulare una squadra che sia capace di ripetere il campionato che ha fatto l'anno scorso è un tantino più difficile, perché bisogna praticamente ripartire da zero, proprio per il fatto che sostanzialmente l'ossatura dei giocatori che compongono la rosa non può essere che di 7 o 8 al momento. Si è persa un'occasione, almeno per come stai dicendo tu, per quanto riguarda Embalo, c'era la possibilità di poterlo avere quasi gratuitamente, visto che il Palermo, come poi vedremo magari con l'intervista del caporedattore del Corriere dello Sport da Palermo, praticamente a costo zero, perché si preannuncia la Serie D per il Palermo, quindi c'era il sindaco che sta già cercando di trovare poi ne parleremo. Quindi si poteva approfittare di questa situazione. Bisognerebbe fare il passo un po' più
in là rispetto alla categoria, perché la Serie B si sa, per avere giocatori di categoria servono giocatori, insomma, che hanno un ingaggio dai 200 ai 250, 300 mila euro, quindi bisognerebbe fare questo passo avanti. A quanto ne so io, il budget non è che sia aumentato di molto rispetto all'anno scorso, e in più a questo vanno ad aggiungersi alcune spese inaspettate per quanto riguarda lo Stadio San Vito. Ormai lo sanno tutti il discorso sui sediolini e sul rifacimento del terreno di gioco, quindi al momento io penso che le risorse non siano bastevoli per un campionato superiore a quello dell'anno scorso. Sicuramente il buon Guarascio attrezzerà una squadra che potrà salvarsi, non aggiungiamo altri aggettivi, però insomma è logico che magari i tifosi vorrebbero qualcosina in più. Bisognerebbe entrare in questa nuova mentalità. Purtroppo la Serie B, i giocatori di Serie B che hanno 100-150 partite di Serie B in quel campionato hanno un budget, hanno un ingaggio molto importante. Ok, grazie a Davide Franceschella. Allora veniamo al nostro Carastella, compagno di viaggio di avventura Aldo Genova, che sicuramente ci avrà in serbo qualcosina anche oggi. Che Cosenza sarà secondo te? Al di là del fatto che ad oggi sono 13 calciatori. Attualmente è un Cosenza con 13 giocatori. Vabbè, quello che sarà lo vedremo. Secondo te, visto che tu c'hai praticamente notizie di prima mano? Fra qualche settimana. Mi ha fatto piacere sentire Franceschello, che ha fatto alcune riflessioni importanti su quello che potrebbe essere, ma è chiaro che bisogna capire in effetti che da grandi cosa vogliamo fare. Se vogliamo fare un campionato di avanguardia, se vogliamo fare un campionato per soffrire. Questo lo deve decidere il presidente Trinchera e Braglia, che ha firmato per un anno soltanto. Se queste sono le premesse, aspettiamo, vediamo. Ho letto sui giornali tanti nomi, poi se ne fanno tanto, ognuno fa il calciomercato, io non mi azzardo perché non è il mio compito, però quello che mi fa dire qualcosa è che abbiamo perso dei giocatori importanti ed è stato un peccato. Andare ad assemblare questa squadra sarà molto molto difficile, perché Braglia secondo me è tecnico, accorto, attento, capace, professionalmente valido, un uomo che ormai la piazza lo ha voluto e lo ha mantenuto. Penso che Braglia non si limiterà ad avere giocatori così tanto per averli di squadra. Io penso che Braglia avrà da dire in questo calciomercato e saprà lui stesso condurre Trinchera ad andare a comprare giocatori importanti, perché non credo che un allenatore come Braglia, che ha vinto un campionato, poi ne ha vinto ancora l'anno scorso un altro perché si è salvato, possa eventualmente accettare di stare in una squadra che deve fino all'ultimo soffrire. Il Cosenza ha un pubblico eccezionale, 14, 15, 12 mila spettatori, deve questo Cosenza tentare almeno di dare questa soddisfazione ai tifosi. Guarascio è capace di poterlo fare, dipende se ha le forze economiche per poterlo fare, perché onestamente per fare una squadra competitiva ci vogliono tante risorse, però la piazza aspetta quest'anno un Cosenza forte, autorevole, autoritario, tutto quello che vogliamo. Se sarà così è bene, altrimenti, caro Franco, rischiamo anche di perdere quel pubblico importante, perché quando la squadra vince si va al campo, quando la squadra perde si critica e gli spettatori ogni domenica aumentano. Se il presidente vuole 15.000 spettatori, deve, secondo me, fare uno sforzo economico, perché lo può fare se vuole, se c'è questa volontà, se c'è questa sua forza di restare al Cosenza, altrimenti vediamo. Poi io penso che sarebbe opportuno, sarebbe bello che il 20, quando Pippo, mi pare che il 20 il Cosenza vada in ritiro, il 20 ci sia già la squadra al completo, perché non mi sembra una cosa molto seria aspettare poi al 3 settembre, quando finisce il campionato, perché i giocatori vanno assemblati, i giocatori vanno messi assieme, i giocatori si devono tra di loro ambientare, e bisogna capire se questo avviene o meno. Io penso che tutto questo può avvenire, ma qualche dubbio ce l'ho. Franco, io penso che una cosa... Prego, Francesco, devo dare la notizia sui 2 minuti, voglio dire. Sicuramente il presidente Guarascio porterà al ritiro una ventina di giocatori, li porterà. Scusate, c'è già un ragazzo che sembra che sia stato acquisito dal Cosenza, che giocava in Serie D con il Prato, che è giovani, tra quelli
quelli che sono in organico, anche se ci sono, ripeto, giocatori che secondo me non costituiranno l'ossatura del prossimo campionato, e 2, 3, 4 acquisti, 2 difensori, un paio di centrocampisti che arriveranno in questi giorni, sicuramente in ritiro a San Giovanni arriveranno 20-22 giocatori per fare la partita. Sono d'accordo pure io. Le chicche arriveranno come al solito a fine campionato. Ma noi abbiamo sempre parlato di un campionato, di un mercato di attesa. Poi se ci aspettiamo un campionato di vertice, per fare un campionato di vertice, signori miei, ci vogliono 6, 7, 8 milioni di euro di investimento. Se va bene. A quanto ne so io, le cifre sono poco superiori a quello dell'anno scorso di budget. E quindi con questo budget sappiamo benissimo che tipi di società ci sono in Serie B, l'Entella già si sta muovendo per Mello, insomma tutte queste cose qua. E con 3 milioni e mezzo, 4 milioni di euro, voglio dire, si può fare un campionato di salvezza tranquilla. Però scusami Francesco, scusami se 30 secondi. Però diciamolo per allora, perché se questo dovessero essere le premesse è possibile, perché nessuno può imporre al Presidente Colascio che tanto bene ha fatto a Cosenza, però se è così si abbia la cosa di dire ai tifosi: guarda, noi dobbiamo stare attenti ai bilanci, non vogliamo punti di penalizzazione, allora cominciamo a preparare i tifosi ad un campionato che non sia un campionato, lo stiamo dicendo, e questo è importante perché la gente è tutto a divenire, dai, Aldo, divenire work in progress. Stiamo parlando praticamente del sesso degli angeli, nel senso che da qui al 20 luglio, quando il Cosenza andrà in ritiro, sono d'accordo con Davide Francesco, avrà almeno 20-22 calciatori. Siamo d'accordo, aspetta, ma c'è da aggiungere una cosa importantissima, che quest'anno, per cortesia, non fate il campionato inizia il 23 agosto, attenzione, 23, e l'11 agosto c'è la prima uscita ufficiale in Coppa Italia, perché il Cosenza entra nella seconda fase, al secondo turno con le squadre. Il 4 gioca il Catanzaro. Quindi tu per l'11 agosto, il 20 va in ritiro, dopo praticamente 20 giorni dovreste avere una squadra quantomeno per affrontare e fare bella figura in Coppa Italia, perché la Coppa Italia, a prescindere, se vai avanti trovi le squadre che fai gli incassi. Adesso io non penso che si è così un po' leggeri nell'aspettare il 2 settembre per fare una squadra, anche perché se il 23 di agosto deve cominciare il campionato deve cominciare con una squadra che possa affrontare una Serie B che quest'anno è di tutto rispetto. Non è che sia cambiato molto l'anno scorso come qualità, però c'è da aggiungere che chi è in questo campionato, lo ha dimostrato il risultato finale, se la gioca fino all'ultima partita. Ed è un campionato, come l'abbiamo visto l'anno scorso, imprevedibile in tutti i sensi, la qualità in tutte le squadre, per quanto possa essere stato mediocre quello dell'anno scorso. Grazie Pippo, cambiano gli allenatori, abbiamo parlato di Ventura alla Salernitana, abbiamo parlato di Pippo Inzaghi al Benevento, poi c'è anche qualche domanda in là, mi faceva segno Stella proprio per questo, per nella seconda parte le faremo. Sì. E cambia anche il discorso della CAN sia in Serie A che in Serie B per quanto riguarda gli arbitri. Allora io vado a ringraziare Enzo Leonetti che è in regia come al solito, poi abbiamo Massimo Fino, chiedo scusa, con noi alla Camera, e poi abbiamo anche Francesco Camposani e Luca Acchito per quanto riguarda la messa in onda. Allora, se Enzo Leonetti è pronto, io direi di andare a vedere questa videata con la CAN di Serie A, di Serie B, per vedere quello che è cambiato. Grazie Aldo. Allora, vado a leggere la CAN di Serie A, designatore Rizzoli, vice Gava e Stefani, dismessi Banti e Mazzoleni, promossi Piccinini e Giua, guardalinee dismessi di Liberatore, Marrazzo, Posado, Tasso, Tonolini, Vuoto, guardalinee promossi Baccini, Bresmes, Colarossi, Imperiale e Vecchi. Questo per quanto riguarda il discorso della Serie A. Quello che interessa invece a Cosenza e Crotone è la CAN di Serie B. Andiamo a vedere allora quello che succederà. Ok, designatore Morganti, vice Brighi e Di Fiore, dismessi Di Paolo, Guccini, Pillitteri, Piscopo e Nasca. Belle bocciature. Ricordiamo Pillitteri e Guccini di Albano Laziale, come no? Come no? I promossi Amabile, Hairoldi, Sozza, Campione, Robilotta. Beh, belli allenatori. Hairoldi sono su tutti. Arbitri. I promossi arbitri. I due sono stati bocciati. Sì, i due, quelli che ne abbiamo discusso durante il campionato, durante questo inverno. Hanno fatto danni a noi. Come no, durante questo inverno se lo ricorderanno sicuramente i nostri amici che ci seguono da casa, oltre a Robilotta, ma Guccini di Albano Laziale, lasciamo stare. Insomma, i torti che hanno avuto Cosenza e Crotone li abbiamo fatti vedere. Questi sono i nuovi quadri, caro Davide Franceschello, tu che sei
un amante delle statistiche della CAN di Serie B. Vuoi aggiungere qualcosa con queste promozioni e queste bocciature? Ma l'augurio è che c'è il discorso pure della VAR quest'anno, quindi parlavo pure con il presidente Guarascio proprio di questa situazione qua, quindi da questo punto di vista sicuramente verranno aiutati sia i nuovi che arrivano dalla serie C, ai Roldi, ricordo benissimo, sia gli anziani. Sicuramente sarà motivo di tranquillità magari per tanti tifosi avere questa VAR, una cosa nuova che andiamo a studiare quest'anno. Ci divertiremo anche in questo senso qua, una cosa molto importante che può garantire tanti risultati magari più sicuri e meno dati all'improvvisazione, perché purtroppo l'errore è umano. Con la VAR avremmo avuto 9 punti in più. Ecco. Saremo in Serie A, Fra. Come? Vuoi aggiungere qualcosa? Magari sarebbe bastati 3 punti della partita con il Se noi Verona, avessimo avuto la VAR avremmo avuto 9 punti. Noi, caro Davide, ci andiamo a guardare i torti arbitrali la sia il situazione. Cosenza che il Crotone, a cominciare da, ricordo, Maniera, Brescia, il gol annullato, il gol non gol praticamente col Pescara, insomma sono stati veramente tanti. E allora vedremo quello che succederà quest'anno. Se Pippo vuole aggiungere qualcosina. No, io sono contento. Ai Roldi ebbi uno scambio di battute. E di Molfetta ai Roldi? Sì, l'abbiamo incontrato in Serie C diverse volte, ogni volta. Figlio d'arte il papà. Esatto, ai Roldi. figlio d'arte, ha fatto sempre la sua egregia figura. Un paio di volte l'ho incontrato a fine partita, gli ho fatti complimenti vivissimi ricordandogli del papà, e lui soddisfatto alla fine ci chiese anche le fotografie della partita, ma sono cose che fanno tutti quanti gli arbitri, non è che... Però ai Roldi sul campo ha dimostrato di essere un fischietto eccezionale, così come Robilotta di Sala Consilini, un altro grande allenatore, perdonatemi, arbitro, mi viene spontaneo allenatore, che ha fatto bene e merita sicuramente la Serie B. Grazie, allora Stella. Andiamo in pubblicità? Sì. Ok, ci comunicano che andiamo in pubblicità, ci vediamo subito. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Replay, 1° luglio 2019, salutiamo tutti gli amici che ci seguono da casa, e allora io direi, inviterei Enzo Leonetta alla regia se riesce a mettersi in contatto con la nostra collega di Crotone, Claudia Berlingeri. Allora, c'era una domanda per Pippo, mi pare, no? Stella? Sì, certo. Hai già preparato una domanda sia per Pippo che per Ho già Davide? preparato la domanda per Pippo. E vediamo Se hai studiato. Vediamo se... Allora Pippo, la Salernitana del presidente Lotito ha scelto l'ex CT, quindi commissario tecnico della Nazionale Ventura. Che esperienza può portare ad una squadra di Serie B? Però non è la prima volta che Lotito pesca nella Nazionale. Lo scorso campionato è chiuso con il vice di Mancini, l'ha strappato a Gregucci. L'ha strappato praticamente a Gregucci, ricordo, gli fece anche la domanda dopo la partita, ma mister, lasciare la Nazionale per la Serie B? E mi rispose lui testualmente: nel calcio le opportunità vanno gestite tutte quante e vanno vissute tutte. Benissimo. Adesso arriva Ventura, Lotito arriva in un ambiente in cui praticamente vogliono la sua testa. A Salerno è successo di tutto e di più a fine stagione con questo campionato. Potrebbe essere, vi ho dato il meglio al pubblico, un messaggio al pubblico di Salerno, Franco, come nel 2003, quando il Cosenza fu radiato, allora se non sbaglio c'era anche la Salernitana, fu acciuffata ai capelli per le vicissitudini, allora non scese nessuna squadra. Quest'anno il pasticcio Palermo praticamente ha dato una mano. Ventura può portare una grande esperienza, un allenatore che comunque ha fatto calcio sempre, ha avuto anche dei risultati. Mi fanno segno che c'è il telefono. Mi dispiace, io mi alzo la le domanda mani. di $1 milione. Avevo una risposta, però dobbiamo terminarla dopo. Ecco, lo facciamo continuare dopo, Pippo, Sì. per quanto riguarda la risposta. Allora, Seguiamo le informazioni un attimo sul Claudia Crotone. Berlingeri al telefono.
Sì, buon pomeriggio. Ciao Claudia, grazie per la disponibilità, grazie per essere intervenute. Allora, insomma, si stava parlando del più e del meno, di Ventura alla Salernitana, poi di Pippo Inzaghi al Benevento, sarà una bella Serie B la prossima nel 2019-2020. Allora, cosa vogliamo dire di Casa Crotone? Perché anche il Crotone, insomma, si sta attrezzando discretamente bene. Sì, oggi inizia ufficialmente il calciomercato, quindi in questa settimana ci si aspetta tanto, perché dopo l'arrivo di Rutter, terzino destro, sì, ora bisogna incrementare negli innesti da mettere a disposizione di Mister Stroppa, visto che tra 10 giorni praticamente inizierà, vabbè, la squadra si ritroverà qui in città per le consuete visite mediche e i test atletici, e poi il 14 partirà per il ritiro, per cui insomma per ora potrebbe essere a posto solo il centrocampo se non dovesse partire nessuno, ma sia in difesa che in attacco Stroppa ha bisogno di diversi innesti, visto che nel frattempo anche Budimir è stato riscattato dal Mallorca per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni d'euro, per cui anche si è perso un pezzo grosso del mercato del Crotone. Dovrebbe rimanere Simi, a meno che non dovesse arrivare per lui un'offerta allettante, ma finora sono arrivate solo per Barberis. Su di lui ci sarebbe la Cremonese e un forte interesse anche dell'Ascoli, che è interessato non solo a Barberis ma anche a Firenze, quindi ancora non è ben chiaro, mentre magari all'inizio si poteva pensare che la rosa potrebbe rimanere la stessa della passata stagione. Ora qualcosina potrebbe cambiare, quindi in settimana noi ci aspettiamo la firma di Mustacchio, che dovrebbe firmare un biennale, ma anche l'arrivo di Bellodi e soprattutto il ritorno di Curado, che insieme a Spolli e Golemi ci andrebbe a formare la difesa 3, praticamente la stessa dell'anno scorso, perché per Vaisane appare difficile il ritorno, visto che lui vorrebbe giocare in Serie A, Serie A. sì, ha dichiarato sì, che insomma desidera giocare in Serie A. Allora, vediamo un attimino con i nostri ospiti, partiamo da Pippo Gatto di nuovocosenza.com per la collega Claudia Berlingeri di Gazzetta del Sud da Crotone. Vai Pippo. Ciao, ovviamente la domanda non può essere che su Barberis, questa vicenda con l'Ascoli si chiude, non si chiude, rimane, parte, va? Ma secondo me è da valutare, secondo me partirà in ritiro con i pitagorici e poi si valuterà insieme, perché secondo me Serie B per Serie B rimane a Crotone, anche lui secondo me se va via anche lui gradirebbe la massima serie, per cui non credo, poi a meno che non sia un'offerta a cui non può dire di no, e allora quello poi spetterà alla società e al calciatore, però per ora è più favorita la Cremonese rispetto a Barberis. Senti, e rispetto a questo asse Crotone-Rende che si rinnova, Figliuzzi che va al Rende? Sì, è da diversi anni che insomma tra Crotone e Rende c'è questo legame che si rinnova ogni anno. L'anno scorso è arrivato Borborello, 2 anni fa Cuomo e quest'anno Figliuzzi, quindi tra l'altro Borello seguirà credo in settimana Mister Modesto a Cesena. Per cui insomma gli intrecci non mancano. Bene. Ok, allora vediamo se c'è Davide Franceschello, il nostro collega dei Media Terronia. Buonasera alla collega della Gazzetta del Sud. L'anno scorso si fece man bassa sugli organici di Avellino e Bari, quest'anno pare che le squadre, le società vogliono fare man bassa su quelli del Palermo e del Foggia, e mi pare che Stroppa sia intenzionato a ritrovare qualche suo ex giocatore. Sì, del Foggia. Sì, c'è Gerbo su tutti, già l'anno scorso c'era questa voce nell'aria. Bisognerà vedere, perché d'altronde tutte le squadre cercheranno di approfittare della situazione, quindi sicuramente
il fatto di conoscere Stroppa, di aver già giocato con lui, potrebbe essere un fattore in più per scegliere Crotone, perché è naturale che il mister conosce il giocatore conosce il mister, e quindi non avrebbe problemi di adattamento e di inserimento qui all'interno del gruppo. D'altronde io so che su Gerbo ci sono anche altri club cadetti e anche qualcuno della Serie A che magari è un po' più un po' meno interessante, però cioè un po' meno interessato a Gerbo, però secondo me ancora è presto, come al solito il mercato poi prenderà corpo poi un po' più in là, verso metà mese, fine mese. Ok, allora vediamo se c'è Aldo Cennamo, così poi possiamo chiudere il domanda. collegamento. Mi pare di capire che ancora il Crotone non abbia scoperto le carte per capire che campionato voglia fare quest'anno. Voi che lì operate su Crotone, ci potete dire se il Crotone punta quest'anno di tornare in Serie A oppure vuole fare un campionato d'assestamento in Serie B? Cioè, qual è l'obiettivo, dice Aldo Cennamo? Sì, sicuramente non si vogliono commettere gli errori della passata stagione, per cui prima di tutto si cercherà di raggiungere la salvezza il prima possibile, perché l'anno scorso davvero si è temuto il peggio, per cui sicuramente già la Serie B è un grande lusso per Crotone e per la regione. Ovviamente il sogno è quello di ritornare in Serie A, però siccome l'anno scorso ad inizio stagione, anzi ad inizio del ritiro, le dichiarazioni sono state vogliamo tornare in Serie A subito, e poi sappiamo tutti com'è andata. Allora quest'anno sicuramente si tornerà all'antico, dico io, cioè si andrà coi piedi di piombo, partita dopo partita, perché il campionato di Serie B è talmente interessante quanto insidioso, per cui ci sono sempre quelle sorprese che assolutamente vengono fuori durante il campionato, per cui non puoi mai essere certo di dire vabbè voglio andare in Serie A, ma alla fine devi stare attento a non retrocedere. Giusto. Per cui sicuramente la volontà c'è di puntare alla massima serie. Anche l'anno scorso c'era, perché se andiamo a vedere la squadra che era stata confermata nella passata stagione, sicuramente la rosa era molto competitiva, però non si era calcolato il fatto che magari molti giocatori, avendo assaporato la Serie A, poi hanno fatto fatica ad immedesimarsi nel campionato cadetto, che è tutta un'altra storia. Cioè è una categoria di differenza, ma c'è tanta diversità nella qualità, nel gestire la partita, è davvero un salto notevole. Ok, grazie allora a Claudia Berlingeri, e allora poi ci sentiremo più in là quando inizierà il ritiro del Crotone. Grazie per essere intervenuta. Benissimo, Buon lavoro. buona continuazione. Grazie. Allora, Pippo aveva risposto, stava rispondendo, aveva finito di rispondere su Ventura, sì, se no passiamo subito a Davide Franceschello. Non aveva finito. Allora gli diamo la parola. Nel frattempo Palermo, datemi Palermo, perché la situazione a Palermo è veramente, come dire, paradossale, per la verità. No, vabbè, dai, Ventura è rotto a qualunque esperienza, è inutile. Sì, ci potrà essere ma contestazione. potrebbe essere scarico o no? Il problema è capire se... grossi insuccessi. Sì, tanti, non grossi. Quello della nazionale è il più grande di tutti. Manca Chievo. Si è dimesso? Si è dimesso, però voglio dire, è una piazza importante dove ovviamente lui ha bisogno di rilanciarsi. Noi abbiamo avuto un'esperienza, ricordo a Bologna Gigi Simoni, poverino, che è venuto a mancare da pochi giorni, venne a Cosenza dall'esperienza Inter. Non so se non sbaglio, No, mi pare di no. era una fake news, insomma. Pare che stava male. Non si capisce più niente. Sì, è vero, è vero. Da quando l'informazione è andata in mano a Auguri a Gigi Simoni, allora. No, anche perché sono rimasto con la fake news e non l'ho approfondita. Voglio dire, venne a Cosenza per uscire un po' dalla crisi che ebbe all'Inter, e poi a Cosenza non fece niente, venne esonerato a settembre. C'è da dire che Ventura comunque è uno che di calcio ne capisce, meno male, è uno che è un allenatore di polso. L'inventore del 3-5-2. Sì. E non so, un allenatore di polso che ha avuto a che fare con grandi nomi. Allora aspetta, siccome a volte
si trasforma anche in classe tipo di scuola elementare, scuole Ti alzano il medie. dito, no? Aldo ha alzato il ditino. Ahimè, Ventura che a Salerno veramente non me l'aspettavo. No, ma la domanda che ponevo io poco fa a Ma io ricordo- Scusami Franco, una scusami. giustificazione, un messaggio di giustificazione verso il popolo di Salerno che praticamente ha nel Ma non mirino fu- sia scusami. Lotito che il cognato Mezzaroma. Franco, non fu Lotito a portare Ventura alla nazionale. Sì, Franco, sì. scusa, Ventura. È lo sponsor. Ma un allenatore che è stato in nazionale e si proietta in Serie B con lo stesso Lotito che l'aveva portato in nazionale, ha fatto quello che E ha fallito. quella tragedia che ha fatto, lo prende e lo porta a Salerno, tenuto conto che Gregucci, l'ex allenatore della terra, punta e pare che vada ad allenare l'Under 21 perché c'è anche Sì, il nome sì, c'è tutto un giro, no? Signori miei, ma di che stiamo parlando? Ma è possibile che la Salernitana non si rende conto che si vuole risorgere, deve dire a Lotito pensa alla Lazio che a Salerno ci pensiamo noi e cerchiamo, perché quest'anno la Salerno ha rischiato di discendere. La come Salernitana no? ha rischiato di scendere. come no? Ha fatto E i play-out con Venezia, se non l'abbiamo ci veduto fossero tutti i stati play-out quei con giochi e Venezia, quei no? giochini, Era la squadra che intelligente, signori miei, sarebbe andato in Serie C. Poi si salva perché purtroppo i saldi in paradiso ce l'hanno tutti, tranne il Cosenza che è andato a Salerno e gli ha dato una lezione di calcio. L'hai sempre detto. Questa è la verità, E la perché verità è quella. la squadra del Cosenza, la società del Cosenza è una società seria che è gestita bene, per cui la Salernitana deve inginocchiarsi di fronte al Cosenza che non fa giochetti. Le partite le cose li gioca, non se li compra. Detto chiaro? Vabbè, Siamo stati vabbè. chiari. Allora, abbiamo Palermo in linea o ancora no? No, ancora no. Va bene. Benissimo, allora Ok. fammi una domanda per cortesia su Pippo Inzaghi per l'amico Davide Sì, Franceschello. sì, infatti. Allora, Pippo Scusa, ti ho Inzaghi... rubato la No, parola. no, ti no, chiedo dai, scusa. adesso avrà Tu puoi spazio per dire quello che rispondere. vuoi. Stai interrogando Stella, ma stiamoci tranquilli. No, non sto interrogando, non Più o sono meno. neanche una prof. Allora, Franceschiello, Pippo Inzaghi allenatore da buon curriculum, passa dalla Serie A, quindi dal Bologna, al Benevento in B. Si rimette in gioco pure lui come Ventura? Che ne pensi? Beh, assolutamente sì, lui viene Quest'anno come allenatori c'è una grande carrellata di allenatori in Serie B. grande allenatore di Pippo Inzaghi e qualche anno insomma, ha fatto un bellissimo campionato a Venezia, poi è andato in Serie A. Bisogna vedere che cosa gli darà Vigorito, perché il Benevento è una delle squadre più indebitate, delle società più indebitate della categoria, con 26 milioni di debiti. 50 ne aveva il Palermo e ne ha subito le conseguenze, quindi bisogna vedere che squadra gli verrà fatta. Solitamente il Benevento non lesina, no, non risparmia soldi, Vigorito si è sempre speso molto su questo campionato, molto probabilmente l'acquisto l'ingaggio di Pippo Inzaghi è un segnale, questo sì molto forte alla tifoseria, di voler tentare di nuovo il ritorno in Serie A. Partono già da una rosa molto valida di giocatori, tra cui è ritornato pure Billong che ha fatto uno splendido campionato a Foggia. Insomma, quindi il Benevento secondo me sarà una delle squadre con Inzaghi al comando di vertice di questo campionato. Ok, allora Grazie. grazie a Davide Franceschello, ci dicono che è difficile mettersi in contatto con Palermo, proveremo più tardi. E allora vogliamo, caro Pippo, parlare del discorso dei medici, che c'è il discorso dei medici di Cosenza che hanno vinto praticamente, sono diventati campioni d'Italia. Assolutamente sì. Salutiamo tutti i medici di Cosenza che hanno partecipato praticamente a San Vincenzo, lì sul Tirreno. In Toscana e naturalmente l'allenatore il dottor Enrico Costabile, che è anche diciamo, medico del Cosenza Calcio. E ci fanno segno dalla regia che adesso quando tocca a Pippo abbiamo la telefonata. Vediamo un attimo, pronto? Chiediamo scusa. Eccomi qui, sono caro Salvatore. Ciao a tutti. Grazie Salvatore per essere intervenuto. Stavamo parlando di allenatori importanti tipo Ventura a Salerno, tipo Pippo Inzaghi a Benevento. Sarà praticamente 1-2 o forse più di 1-2 quello del prossimo anno. Peccato che non ci sia il Palermo, perché è paradossale, non so come definirla quello che è successo in questi giorni. Leggevo praticamente Allora che... mi posso ritirare in buon ordine, perché avete parlato di una categoria di gente che non ci appartiene più per adesso. ma volevamo sapere l'ambiente, che ambiente c'è in questo momento a Palermo, la popolazione è delusa, è una città importantissima che viene meno dal punto di vista calcistico. La scossa è stata notevole. Questo volevo sapere. Non è stato ancora assorbito, perché sai, c'è sempre quella speranza, tu sai come andrà a finire, lo sappiamo tutti, però... C'è passato pure il Cosenza, tu venivi qua in quei periodi, quindi infatti, da inviato.
qualcosa ti tiene sempre in vita e allora pensi che all'ultimo istante possa cambiare un po' la situazione, ma sai, i giocatori già stanno cominciando ad andare via, e non solo quelli che erano diciamo al termine del contratto, ma anche Nestorowski sembra ormai già a casa dell'Udinese come Iaiano, e quindi si capisce che c'è un'aria assolutamente non buona, e poi si capisce, non ci vuole molto a capirlo, questi non hanno, questa nuova società, questa nuova proprietà non ha presentato la documentazione in tempi validi. All'Avellino l'anno scorso mancava soltanto la fideiussione, avevano pagato anche i giocatori, questi invece non hanno pagato i giocatori, portando un problema di forza maggiore che non è contemplato dai regolamenti, dai nostri regolamenti, e loro dicono che però c'è ci sono delle sentenze europee che invece portano eccetera eccetera, bagliori di speranza, ma sai, il destino è quello lì. Infatti. Senti Salvatore, posso chiederti perché tutto il mondo e Lucchesi dicono di essere stati truffati da questo broker probabilmente? Per quale motivo stanno portando avanti questa tesi? Sì, loro sostengono che hanno fatto tutto in tempo, solo che la fideiussione non è stata fatta, perché chi doveva occuparsene praticamente li ha truffati. Ma io capisco tutto, le sensazioni sono, devo dirti la verità, spiacevoli, ma arrivo anche a pensare che siano in buona fede. Dico, ammesso e non concesso, ma il regolamento parla chiaro, tu dovevi ottemperare a una situazione in un tempo stabilito, non l'hai fatto, e intanto la Lega ti rispedisce al mittente, e poi ovviamente tu farai opposizione, ma è difficile che una situazione del genere venga sanata. Vediamo che c'è Pippo Gatto e poi il collega Davide Franceschiello che vogliono porti delle domande. Vai, sì, Pippo. Ciao Salvatore, io sto seguendo più da meridionale e da sportivo le vicende del Palermo e mi rattristiscono tanto, anche perché io sono di origine siciliana, quindi la cosa mi tocca anche un po' per la simpatia, se la vogliamo mettere così. E una delle cose che notavo, parlavo quando sono stato a Palermo per la partita del Cosenza, mi dicevano che c'erano questi musi lunghi, sembrava quasi un Titanic che stava affondando. Nel frattempo in tribuna stampa arrivavano i profumi del buffet di sotto, e lui, questo amico di Palermo, un collega, mi raccontava quasi di un Titanic che affondava. Però io sto notando questa strana modo di comunicare con questi due video del sito ufficiale del Palermo Calcio, di tutto il mondo del Lucchesi, video 1 e video 2, sembra quasi un mettere le mani avanti, l'ultimo fatto se non sbaglio a Roma, per raccontare una situazione che a mio avviso è abbastanza anomala, perché chi si occupa di calcio conosce bene Lucchesi coinvolto con il Pisa, con la Lucchese, con la Juve Stabia, col Foggia, cioè una persona che è uscito fuori da un po' di pasticci del calcio. È strano che a Palermo poi tutte queste cose non si conoscono, non si conoscevano o non siano venute alla luce. Era un po' il mio dilemma, come mai si continua un po' anche a continuare a cercare di difendere l'indifendibile, quando si sa bene che il tutto è nato dal fallimento dei Zamparini e il suo tentativo di mettere delle persone che lo rappresentano per poter salvare capre e cavoli, anche perché il Palermo perde la bellezza di un parco giocatori da 30 milioni di euro. Cioè, io quello che non riesco a capire è come mai tutto queste cose non vengono fuori e si continua a credere come se un po' ci fosse un mercato di allocchi che li sta guardando. Vabbè, ma è stato chiaro, Salvatore? No, ma Salvatore è stato chiaro, a lui la risposta. Sei stato chiarissimo. Tra l'altro, ho più che una domanda, il tuo era un esame della situazione che rispecchia un po' tutte le cose che sappiamo noi. No, guarda che Pippo ha detto in sostanza, Lucchesi che credibilità può avere in una piazza come Palermo uno come Lucchesi? E questo l'assunto, caro Salvatore.
Sì, ho capito, ma queste cose qui ce le siamo chieste tutti, subito, al primo colpo, alla prima botta, ma la verità è che lì c'è stato un depistaggio continuo, perché fin dai primi momenti, quando noi dicevamo scusate, ma come mai no York Capital e invece sì un'altra proprietà che non ha storia, che non può dare garanzie se non con le parole. E allora la prima risposta è stata giudicateci dai fatti, ma al di là di questa prudenza iniziale, tutti sapevamo che era qualcosa che non andava, ma non si riesce ancora a comprendere chi è il mandante e perché è stato consumato un, tra virgolette, delitto di questo genere. Perché se a me avessero detto di scegliere fra York Capital e la nuova proprietà, con tutto il rispetto per le persone che sono subentrati, avrei detto York Capital, che chiedeva però garanzie piuttosto serie per quanto riguarda quelli che sono i misfatti, tra virgolette, commessi dalla gestione Zamparini, per i quali ne risponderà alla giustizia ordinaria domani comincia il processo. Sì. E quindi, sai, noi eravamo sbigottiti, increduli, però la situazione andava avanti, si diceva che avessero pagato, si diceva che avessero fatto determinate situazioni, la Industria confortava quelle tesi dicendo no, state tranquilli, tutto si sta muovendo. Non eravamo impreparati a una situazione del genere, né ci credevamo, ma sai, su certe cose tu sei impotente, non è che parli e dici qualcosa in più, come in effetti è successo, e devo dirti anche delle reazioni piuttosto forti, e questo significa che ti aggiustino la situazione o che da nero diventi tutto bianco. Salvatore, scusami, ti dobbiamo un attimo interrompere, che ci fanno segno dalla è difficile che risollevarsi. Ci fanno segno dalla regia, ci fanno segno dalla regia, lo facciamo restare in linea. Lo facciamo restare in linea. Salvatore, se puoi restare in linea perché l'argomento è molto interessante, andiamo in pubblicità come l'altra volta e poi ci riprendiamo, va bene? Sì, d'accordo. Grazie per l'attesa, grazie. Pubblicità, vai Stella. Pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di Replay, allora abbiamo ancora in linea Salvatore Geraci, c'era Davide Franceschello, il collega del Corriere Sportivo di Calabria. Buonasera, approfitto dell'assist di... Grazie ancora per l'attesa. Approfitto dell'assist perché volevo fare prima la stessa domanda di Pippo, cioè sul futuro, siccome questa situazione, come diceva il nostro amico e collega Franco Segreto, l'abbiamo già vissuta 15 anni fa a Cosenza, il sindaco cominciò a interessarsi della sorte della squadra. Ho sentito e ho letto che il sindaco Leo Luca Orlando si sta già preparando a traghettare la nuova società in Serie D. È finita la domanda perché io sento malissimo, però ho capito benissimo che il sindaco si sta preparando. Era questa? Sì, è questa. Sì. No, non sento più. Gliela devo ripetere? No, va bene. No, se sono arrivato fino a quel momento, ok, tutto a posto. Sì, il sindaco si sta adoperando. Ha promesso un bando pulito, trasparente, sai, queste cose qui. Io ho sempre paura del calcio. Voi dite, ma come mai non vi siete accorti di una situazione? Ma cosa dobbiamo accorgerci? Se tutti noi facciamo mente locale un po' a cosa succede nel mondo del calcio, a chi bisogna dar credito? Ora, quelli che arriveranno saranno i personaggi puri e immacolati che trascineranno il Palermo alle grandi conquiste e faranno della nuova società una società modello e un'impresa assolutamente gestibile. E le domande sono tante, perché francamente tu ti togli da un imbarazzo e poi ci vuole sempre gente che abbia conoscenza di quello che succede nel mondo del pallone.
Sì, è vero che riparti dai dilettanti, devi ripartire anche con delle conoscenze che non tutti possono vantare. E lì poi c'è l'interrogativo che dietro a una impresa, dietro a degli imprenditori che sono nuovi, che possano rappresentare qualcosa di diverso rispetto al passato, si intrometano delle persone, della gente che, essendo navigata e sapendo bene cosa succede, poi finisce per condizionarti un po'. Però sai, bisogna, come abbiamo subito quella che è stata una tremenda mazzata, con la consapevolezza che sì, tante cose non hanno funzionato e potremmo scrivere un libro sulle cose che non hanno funzionato, da Zamparini fino agli ultimi, e da tanti anni, da almeno 4 anni a questa parte, devi anche augurarti che chi arriva faccia qualcosa di serio e di concreto. Riparti dalla base, almeno questa è l'unica cosa indiscutibile, riparti dalla Serie D. A molti non fa paura, io devo dirti la verità che sono molto, molto scettico sul fatto che siano tutte rose e fiori, anche se tu ritorni al passato e riparti con serenità e con tranquillità. È tutto difficile, è sempre difficile nel mondo del pallone, sia quando devi muoverti fra i dilettanti e sia quando ti vai avanti poi nel campo professionistico. Il sindaco ha parlato di 3 anni per ricostruire. Sì, 3 anni per ricostruire significa, cioè nel migliore dei casi tu che cosa fai? Te ne vai in Serie B e poi lì ci vogliono capitali, ingenti capitali. Ragazzi, è inutile che pensiamo che tutto sia facile e divertente. Oggi se non navighi con i quattrini, dove vai? Pippo, l'ultimo, perché siamo in chiusura. Solo per chiudere, Salvatore, quello che sto leggendo, Mirri era stato coinvolto per salvare il salvabile, adesso Mirri rientra in gioco insieme a Ferrero, però pare che Orlando sia più favorevole a una situazione di casa, cioè verso Mirri, e in questo senso un po' anche sembra essere un po' tutto l'ambiente. Confermi questa cosa? Però senti, io qui non riesco a comprendere bene se Mirri è intervenuto ed è un benemerito fino a questo punto, perché salvò il Palermo da una situazione assolutamente critica. Se il Palermo fosse stato penalizzato, eccetera eccetera eccetera, non avrebbe potuto fare i play-off, o comunque li poteva fare ma in posizione non dominante, eccetera. Poi la realtà dei fatti è stata un'altra, che poi è stato ricacciato indietro, quindi diciamo che quell'intervento miracoloso non ha sortito gli effetti sperati, però c'è stato ed è stato importante. Io però, se c'è un bando nuovo che può coinvolgere tutti, non bisognerebbe in teoria parlare di favoriti o di meno favoriti. Se c'è un bando bisogna vedere quali sono le credenziali di chi si presenta. Se parliamo che c'è Ferrero, Tagramola, Mirri e altre persone che hanno dei punti di vantaggio rispetto agli altri, non riesco a comprendere in questo momento quali possano essere, perché nessuno ha presentato un programma e un progetto. Allora io dico, se dobbiamo ripartire, ripartiamo veramente con le idee più chiare e con un pizzico anzi senza un pizzico, con una grandissima trasparenza. Cioè c'è un bando, le persone si presentano, le imprese si presentano, ognuno avrà un progetto, si vede qual è il migliore e si sposa quello. Non si può andare avanti con babordismo. È vero, è vero. Grazie Salvatore, grazie per essere intervenuto. Bocca al lupo. Salutaci Palermo. Ciao Franco, ciao Stella, grazie a tutti. Ciao. Allora non ha parlato giustamente, voleva intervenire. Bravissimo, attento giornalista del Corriere dello Sport, cioè, rimangono gli interrogativi non conoscendo e non riconoscendo che il calcio è un fenomeno sociale. Cioè quando un'amministrazione non si accorge che una società come il Palermo sta andando alla malora, vuol dire che qualcosa è sfuggito anche al primo cittadino. A Cosenza è successa la stessa cosa, eppure si è intervenuti immediatamente, si è affidata a Guarasci, e il Cosenza da 6 anni gode, va con Vievele, di che cosa stiamo? Ma se
se Cosenza non avesse avuto un'amministrazione attenta come l'ha avuta e affidando a Guarascio la situazione, avremmo fatto la stessa fine che abbiamo fatto tanti anni fa. Allora qui c'è un problema serio sul Palermo. Se il Palermo fosse andato in Serie A, sarebbe il Palermo stata esclusa, eliminata? È un punto interrogativo sul quale bisogna riflettere. Il Palermo non è andato in Serie A e adesso il Palermo purtroppo è fallito, perché è stata affidata a persone, tutto quello che è avvenuto è stato dato a persone che già in precedenza avevano dato buco ad altre società, come giustamente ricordava Pippo. Qui c'è un problema serio, c'è il problema che le amministrazioni locali sono state disattenti, hanno pensato ad altro. Benissimo, allora c'è anche il discorso Trapani per esempio, perché il Trapani è stato messo in mora, ha vinto poi i playoff dalla C alla B, adesso posso aggiungere una cosa di riussione anche lì non è che è tutto chiaro ancora, non è che posso aggiungere una cosa prego, che poi dobbiamo far vedere per farla ritornare un po' anche sul Cosenza. Ma ti sembra giusto, e lo chiedo pure ai nostri tanti telespettatori, che il Cosenza, con queste situazioni, il Cosenza, ricordiamolo perché questa è una cosa che non va assolutamente identificata, ha 0 euro di debiti, sì, bravo, su questo... ha una situazione di bilancio assolutamente chiara e specchiata. Si deve confrontare parte alla pari con società che hanno Benevento 26 milioni di debiti, Trapani che non pagano gli stipendi da 6 mesi. Questa è concorrenza sleale. Nel mercato si chiama concorrenza sleale, perché il Cosenza si deve limitare negli ingaggi, negli acquisti, perché ha una politica sua di coerenza, di correttezza, di rispetto del bilancio. Invece chi se ne strafrega del bilancio fa acquisti a go-go senza rispettare le regole del bilancio e si porta poi in campionato davanti al Cosenza. Io penso che la Lega e la Federazione finalmente si devono dare chi dice che ogni 2 mesi ci sono i controlli della Covid, ma dove dice delle fesserie, perché poi arriviamo a Foggia che è la situazione che è fallita. Palermo fallito, il Trapani in questa situazione, perché non si fanno a priori queste cose? Durante il campionato non puoi si devono fare adesso. Il campionato lo devi fare prima, lo devi non fare. Devi falsare i bilanci adesso, perché adesso tu devi fare prima della stagione, i bilanci falsati, e danno la possibilità a squadre che sono ultra indebitate di fare squadre che sono molto più forti. Sono stati fatti nomi di persone coinvolte in queste squadre che tu hai detto, Trapani, Pisa, Lucchese, Palermo, persone che c'entrano con tutti questi fallimenti. Perché continuano ancora ad operare nel mondo del calcio queste persone? Perché la Lega non interviene? Questa è la domanda. Ma questa è la domanda. Ma non durante il campionato, perché lui dice non ci sono i controlli. I controlli vanno fatti prima, alla lunga, prima del mercato. Se tu hai 26 milioni di debiti, prima ti cacci 26 milioni di debiti e dopo acquisti giocatori. Ma visto il Milan come l'hanno fatto? Però è troppo facile così. Poi arrivano fra 7-8 anni che arrivano a 200 milioni di debiti. Intanto hanno fatto 10 campionati che sono stati avanti a te. Questa è la giostra quello che dice Davide Franceschello, che io praticamente sottoscrivo in pieno, che anche il presidente della Lega di B, Balata, ha detto che le società virtuose della Serie B sono Cosenza e Cittadella, su questo non ci piove. Ma questo sono d'accordo sul fatto che poi il Cosenza, pagando regolarmente e senza nemmeno un euro di debito, debba confrontarsi Franco, perché squadre come Benevento che fanno Franco, poi alla fine come il Palermo chiudono baracche e burattini. Franco, scusami, tu dici bene, ma ti aggiungo un'altra cosa. Prego. Quando una società viene gestita managerialmente da un imprenditore serio, allora si verifica quello che dice Franceschello, un presidente che non ha debiti, che paga gli stipendi appunto, non ha avuto mai penalità, perché vuol dire che è chiaro che poi noi chiediamo la luna, perché io voglio la luna per esempio, però la luna se non te la può dare purtroppo prima pensiamo ai bilanci, poi pensiamo alla luna, se la luna c'è va bene, è chiaro che noi vorremmo andare in Serie A, però per andare in Serie A ci vogliono i soldini, tanti soldini, se tu vuoi andare in Serie A purtroppo ti devi indebitare e il Cosenza non ha una società che si vuole indebitare, perché Guarascio è un oculato attento, capace di gestire una società managerialmente. Questa è la verità. Ok, parlare delle squadre dei no, ma torniamo pure alla B e dire che poi alla fine sei costretto anche a prenderti i prestiti e significa che hai un organico di 13 giocatori e ti devi affidare a club forti con cui tu hai fatto amicizia, per esempio la Lazio, giusto per fare uno,
trattativa di questi giorni Palombi, che ha giocato a Lecce. ex Lecce, è uno dei papabili che potrebbe arrivare a Cosenza grazie anche ai rapporti di amicizia con l'Otita e con la Lazio. Oppure svingolate ci sono. Questo, ma non è solo questo, si stanno creando queste cose, il Cosenza sta creando questi rapporti e bisogna dargli atto, però alla fine tu non è che puoi partire con un campionato in cui c'è gente, come dice Franceschiello, mette sul piatto 35 milioni di euro. Tu parti con i tuoi 6, 7, 8 milioni di euro, però non puoi assolutamente competere, perché se tu ti vai a prendere un Embalo che è quotato 3 milioni di euro, tu ti sei bruciato il parco stipendi di quest'anno. Certo. È normale che funziona così, alla fine devi puntare o sui giovani o sui prestiti. Grazie Pippo. La parola a te Franco, sui medici. Sì, Cosa i medici, volevi? stavamo introducendo i medici prima di far intervenire Salvatore Geraci, perché i medici di Cosenza sono diventati campioni d'Italia, lo dicevamo, e quindi abbiamo qualcosina Pippo, e possiamo mandare in solionetta alla regia il video sui medici. Pippo, lo vuoi commentare? Qui Assolutamente sì. Il nostro amico medico Enrico Costabile in Toscana il Cosenza ha vinto 1-0 con gol del dottore Luigi Borrelli, che ha battuto il Napoli in finale per 1-0, il Cosenza che ha battuto, ha pareggiato con il Taranto, però ha battuto, se non sbaglio, il Palermo, adesso non ricordo bene, il torneo era formato da Palermo, Cosenza, Milano, Napoli e Taranto. È arrivato in finale la sorpresa di avere il mister Nelo Sonetti seduto in panchina, che assisteva all'incontro. Lui è di quelle parti, Eccolo qui, emozionato lui, così come emozionati i giocatori che alla fine hanno festeggiato questo torneo nazionale che si gioca ogni anno. I medici fanno questa sorta di campionato, un succo di campionato in questo torneo, e il Cosenza dopo 3 anni ritorna campione d'Italia, festeggia, grazie a questa immagine anche al collega Franco Rosito, al presidente dell'ordine, al presidente del Circolo della Stampa di Cosenza, Franco Rosito, del collega della Gazzetta del Sud. Ecco Sonetti, eccolo qua, in grandissima forma Nelo Sonetti, che qua lo ricordiamo vincitore. Ok, allora in bocca al lupo all'amico Enrico Costabile, a Antonio Caputo e tutti quelli che compongono naturalmente il gruppo e la rosa dei medici di Cosenza, complimenti, e ad Maiora ancora una volta. Introduciamo allora la Serie C, partiamo con Davide Franceschiello, poi Pippo e Aldo Cennamo, le squadre calabresi. Partiamo da dove partire? Da Mimmo Toscano, conferenza stampa, la regina che sta muovendo discretamente bene, Sonas dal Monopoli eccetera, ha chiesto anche altri calciatori. Si preannuncia un campionato di Serie G che è un'altra... Poi vi chiedo di Baclè. Un'altra vera e propria B2, con la regina che ha preso un grande allenatore, perché Mimmo Toscano è capace di vincere la Serie C a mani basse. Poi se sono veri gli investimenti che vengono promossi dal presidente Gallo, la regina dovrebbe avere almeno sulla carta pochissimi concorrenti. Il fatto che però invece concorrenti ce ne sono c'è tanti. il Bari, c'è il Bari, l'Avellino, lo stesso L'Avellino, lo stesso Catanzaro che si ripropone alla grande, e quindi un altro campionato sicuramente di B2 che abbiamo voglia di seguire. Poi c'è il Rende, conosciamo benissimo la politica gestionale di Coscarella, basata sui giovani, ha sempre fatto dei campionati virtuosi con l'obiettivo minimo di raggiungere... Hanno preso questo ragazzo di Auckland della Nuova Zelanda, alla quale sono molto affezionato. Sono tanti giovani che mi è un piacere vederli. C'è la scommessa Andreoli, perché a questi livelli Andreoli non ha mai allenato, quindi bisogna vedere come va. Però è un campionato sicuramente molto interessante, dove io credo che le calabresi saranno protagoniste. Allora, Baclai sembra che lo vogliono mettere sul mercato, però il procuratore, da quello che dai rumors che arrivano a noi, dice no, abbiamo fatto un contratto pluriennale e deve essere rispettato dal presidente Gallo questo contratto pluriennale. Quindi Baclai deve restare a Reggio. È un po' in Pippo Gatto. E vabbè, insomma, l'hanno strappato al Cosenza, è successo quello che è successo, oltretutto in inverno. È chiaro che a questo punto Baclai dice c'è un contratto pluriennale, resta a Reggio, scusatemi. Strappato al Cosenza nel momento in cui cosa aveva bisogno? Aveva bisogno. E lui entrava e faceva gol, era un giocatore da pedire importante per il Cosenza, però a questo punto un po' il presidente Gallo sta rivoluzionando completamente tutto, la regina come un calzino, vedremo questa stagione. Mimmo Toscano è una garanzia, ha fatto anche una grande conferenza stampa dicendo io sto con i piedi per terra, partiamo
dal 10° posto, che è quello che ci compete, poi vediamo cosa saremo capaci di fare. Giustamente l'umiltà dei grandi, io dico sempre, e Mimmo sa farsi distinguere. Non dimentichiamoci però che ci sono anche squadre come la Vibonese e il presidente Caffa che vuole fare anche lui la sua bella figura in Serie B e in Serie C, soprattutto il Catanzaro che ambisce un po' questa Serie B, la sta inseguendo, gli sta rincorrendo dietro. Quest'anno confermando Auteri, tra le altre cose avevamo anticipato prima, sta trattando con il Cosenza per avere Saracco e Tiritiello, due elementi molto validi, due giovani su cui il Catanzaro vuole costruire l'assetto della prossima stagione. Sta partendo Statella che è richiesto dalla Triestina, qualcosa faranno sicuramente e il Catanzaro state sicuri che non starà fermo al palo a guardare, anche perché con questa benedetta, dico io sempre, rivalità fra Cosenza e Catanzaro, insomma è rimasta un po' qui la promozione del Cosenza. Allora Aldo, lo spazio è tuo. Devo salutare. Stai rubando lo spazio a tutti. No, devo salutare un amico di Catanzaro, È un ciclone. Maurizio, che mi ha accompagnato, ultimamente ero per una trasferta di lavoro da Catanzaro, mi ha fatto scoprire una scorciatoia della via Carlo V al centro città. Maurizio, te l'ho promesso, grazie per avermi accompagnato e ti mando i miei saluti. Una notizia importantissima. Benissimo. Potevamo fare a me. Abbiamo capito. Aldo Cenna, ma allora la telecamera è tua, visto che ti ha rubato la scena oggi il nostro grande Pippo Gatto, che è il nostro collaboratore tra l'altro qui all'Anteprima Sport. Allora, che cosa mi vuoi dire sulle calabresi, perché siamo Io sempre da Pippo da prendere. Da Pippo da Grazie, prendere. è troppo Pippo, buono. per me è un decano oggi sei buono però, oggi sei buono. È un decano Pippo, quindi io ci voglio bene, lo ammiro, lo apprezzo, ma anche fuori dal calcio. Quello che ti posso dire è una sola cosa, che è un campionato... Perché a Vibo ancora non hanno scelto l'allenatore? Questa serie cifra è una... questo me lo dovete spiegare. È tutta da scoprire. Vabbè, la Vibonese sicuramente avrà... Ha parlato la prima società di Monica, Vibonese adesso si parla di Giampari, non lo scopriamo adesso, è una società che allenatori. prima di prendere un allenatore ci pensa, riflette, perché sono momenti importanti a Vibo, perché C'è un presidente, un grande presidente. quello che invece è importante è la grande scommessa che Toscano va a fare nella sua città. Mimmo Toscano va a Reggio Calabria, si gioca una bella scommessa, ha una società forte, Gallo è uno che vuole investire, sta investendo, probabilmente la regina reciterà un ruolo di primissimo piano, perché Mimmo è uno che vuole vincere, è un testone, è uno che è capace di imporre alla squadra un suo gioco, un suo modo di fare. E poi c'è il Rente, è una squadra a noi molto molto cara e vicina. Il presidente Coscarella ha preso questo allenatore giovane, Andreoli, del mio paese, una persona per bene e via dicendo. Si vuole puntare sui giovani, perché sui giovani... Te la posso fare una domanda? Quando Presidente Pippo Caffo, che è un grande presidente, dicevamo, della Vibonese, qualche consiglio glielo puoi dare? A chi? A Pippo Caffo, il presidente della Vibonese, per quanto riguarda l'allenatore. Franco, visto che ha avuto Orlandi, che è stato Franco, uno io per esempio, quando ho detto che di Ventura, io penso ai giovani. Benissimo. Oggi ci vogliono allenatori giovani che praticano un calcio moderno, un calcio importante. Oggi andare a prendere Ventura oppure il mio grande amico Sonetti non è una cosa buona per il calcio. Saranno bravi, possono... Ma Braglia è giovane, è giovane nel suo modo di concepire il calcio. Braglia pratica il calcio più moderno che oggi c'è in Serie B. È il miglior calcio, il miglior gioco che il Cosenza ha fatto, è la squadra migliore in Serie B come gioco. Poi ha avuto la sventura di trovare arbitri, di trovare terreni di gioco in un certo modo, di trovare disavventure, altrimenti noi saremmo andati tranquillamente nei playoff con Braglia. Quindi questa squadra... E qui ha ragione il nostro amico che questa ci scrive Serie sempre, C, Massimo Dione Salvi. Questa Serie C ha bisogno... Te lo ricordi Massimo Dione Salvi durante quest'inverno che ci diceva il Cosenza andare nei playoff, se non ci fossero stati i 3 punti a tavolino col Verona... Togliete 3 punti al Verona e date... Questa Serie C, Franco, Verona è andato in Serie A con quei 3 punti, Questa Serie C comunque, Franco, non offre Ho nulla capito, però di sono stati 3 punti particolare. importanti per i playoff. Era fuori dai playoff nelle ultime 3 giornate il Verona. Bastava vincere Tant'è che ha cambiato allenatore. del campionato. Davide ha cambiato allenatore perché hanno mandato via Grosso. Poi dinamiche che durante la stagione Il non puoi Cosenza ha mai, disputato non il puoi mai miglior dire. campionato
è il miglior gioco. Il Cosenza poteva assolutamente sì. Se avessimo avuto la VAR, si dice VAR, no, se noi saremmo andati, ma probabilmente avremmo fatto i playoff, sarebbe stato perché a noi ci hanno rubato 9 punti proprio rubati, certificati. Quindi questa è la verità. Ma guarda caso non è un caso che siano andati al Verona, guarda caso questo Verona è stato accompagnato con le mani in Serie A, non è stato un caso che proprio Veronica, unico caso in Serie B di partita vinta a tavolino, mai successo, guarda caso al Verona che è stato accompagnato in Serie A. Ha condizionato tutto il campionato. A te ti sorprende una cosa che già all'inizio del campionato si diceva che il Verona avrebbe vinto il campionato, che era la squadra che vinceva, ma non per l'organico, perché per l'organico... E tu l'hai messa sotto. Come? Tu l'hai messa sotto. 2-2 a Verona. Bravo, bravissimo, quindi per cui non è che... Comunque, è andata così, Franco. La Serie C è una polveriera, Franco. Ci sono squadre dire qualcosa? No, è che dobbiamo aggiungere, Fra, che... Dobbiamo aspettare solamente l'allenatore della Vibonese. Aspettiamo qualche colpo del Cosenza, perché a questo punto... si sta parlando di Serie C adesso. Ho capito, stiamo per chiudere. Del Cosenza e del Crotone. Facciamo un panorama finale. Sul Cosenza, se permette, un po'... non è che ci teniamo, da giornalisti ci occupiamo di tutto il calcio calabrese, è vero, però Cosenza e Crotone sono le due squadre che la rappresentano nella categoria più alta del calcio nazionale. Allora, ci aspettiamo 3 o 4 acquisti in questa settimana. Posso darti un allenatore del Cremonese, che è un nostro amico che viene spesso, Gagliardi, è bravissimo. Perché Gagliardi? Tu suggerisci Gianluca Gagliardi? Gianluca Gagliardi è un relatore giovane, bravo, non Franco che lavora per ha dimostrato di saperci fare, è uno che è molto serio. Perché per esempio lo salutiamo Gianluca Gagliardi. Lo sperimenta a Gianluca Gagliardi. Condivido. Vabbè, io sono per ma non perché così dire, perché è uno che io quando lo sento parlare Pippo, siamo in chiusura, tu e Davide Franceschello, perché seria. Sembra che il Cosenza Calcio voglia rinnovare i quadri anche per quanto riguarda il settore giovanile. Mezzetti si chiama? Esatto, Bravo, dell'Entella, bravo, sembra che Franco è sempre sul pezzo lo voglia portare Trinchera. Trinchera che non te lo fa capire, però ti punta subito Mezzetti. Mezzetti dovrebbe essere il nuovo responsabile del settore giovanile del Cosenza Calcio. Viene dall'Entella. Viene dall'Entella, squadra che incontreremo quest'anno, la seconda squadra ligure dopo lo Spezia, dopo nel senso di arrivo in Serie B, e dovrebbe essere questa la prima novità grossa per quanto riguarda il Cosenza. C'è da aspettare invece per quanto riguarda che ruolo avrebbe questo il responsabile del settore giovanile. Ottimo, bene. C'è da dire una cosa su Trinchera. Prego, che siamo in chiusura. È una persona seria perché non si sa niente sul mercato e i nomi arriveranno, quando arriveranno andranno a fare il ritiro. No, c'è da aspettare adesso il nome del mister del settore primavera, che a cose fatte escono i nomi, no? Questo è sempre stato così, però come sono usciti quest'inverno, buon lavoro a Trinchera e speriamo che in settimana ci porti qualche qualche bella novità. Allora siamo in chiusura, grazie a Pippo Gatto di novacosenza.com, grazie a Davide Franceschello del Corriere Sportivo di Calabria di Mediterraneo Terroni, e grazie al nostro compagno di viaggio Davide. Grazie a voi, una buona sera a tutti. Lunedì ci sarai con noi? Sicuramente, sempre. Benissimo, allora Stella, te la chiusura, grazie. Grazie a tutti voi per averci seguito, continuate a restare collegati chiaramente su Teleeuropa Network, ci vediamo prossimamente e un caro saluto al nostro coordinatore della trasmissione. Ciao! Arrivederci!